Guarda, la sala massaggi è di là, poi se desidera una tisana ricostituente, siamo assolutamente pronti a farvi qualunque servigio. Buongiorno, buongiorno. No, no, salutavo Francesco che è ritornato alla base dopo un lungo weekend sanremese. Si sentivano le urla proprio di affetto verso questi artisti sanremesi. Bello, bello ritornare qua. Oggi no, oggi non ci sono allarmi bombe e per il momento non ne sono ancora arrivati, quindi possiamo cominciare la giornata. Buongiorno a tutti da Sammy Varin, sono le 7:31, la voce stereofonica in Dolby, in stereofonia dolbizzata, si diceva negli anni '80, e beh, anche perché avevamo il registratore, la piastra e schiacciavamo il tastino Dolby, c'era il Dolby B oppure il Dolby C o anche il DNR, qualcosa del genere, DNL, sì, un'altra cosa per eliminare il fruscio che in realtà ti faceva parlare in questo modo, ecco, così ho attivato il Dolby, il DNR, quindi come state? Come state? Malissimo, malissimo. Come vuoi stare? Non possiamo dire di stare bene. Oggi se apri un giornale praticamente ci sono previsioni catastrofiche per l'aumento di gas, benzina, luce, quindi ricominciamo magari a fare attenzione, ce ne eravamo quasi dimenticati. Io no, io sono un maniaco di questo, la lavatrice gira soltanto di notte. Ormai qualunque tipo di lavatrice si può programmare, tu la programmi la lavatrice, oh bravo, e dopo le 23. L'ho fatto stanotte. Lo fa stanotte, è per quello che arriva qua tutto rimbecillito. Sta lì a guardare la lavatrice che gira di notte. No, no, non dovete mica farla andare durante il giorno. La lavatrice, la lavastoviglie, tutte quelle cose che consumano tanto, anche se magari i nuovi modelli consumano un po' meno. Tutto dopo le ore 11 per essere sicuri. Eppure il sabato, state attenti, perché con i nuovi contratti molto spesso anche il sabato si paga come durante la settimana. Quindi poche storie. Dopo le 11 si programma, è una stupidata mettere il timer, veramente. Dovete solo capire perché alcuni timer impostano la data in cui si accende l'oggetto, la lavatrice, la lavastoviglie. Altri timer impostano la data in cui l'orario in cui si deve spegnere. E lì ci ho messo un po' a capire. E lì il Sammy Varin un attimino dice come dunque io l'ho imposto che finisca alle 3 di notte e quindi devi contare quanto può durare effettivamente il ciclo, però anche in queste cose, cioè ti devi pensare che c'è il computerino adesso nella lavatrice, per cui se la lavatrice si accorge che tu l'hai caricata troppo, fa durare di più tutto il ciclo. E quindi attenzione, non impostate il timer che deve finire, metti alla 1 di notte, così non disturbo i vicini, che ne so, perché se avete un ciclo lungo e quello è capace di partire prima delle 11, capito? Che cazzo stai dicendo, Sammy Varin? Ok, questa, vabbè, è quella parte femminile di me che non volevo più nascondervi. Io ho fatto outing alle 7:34 pur di non parlarvi di guerra e di aumenti. Allora, come state? L'ho già detto, da schifezza. Stiamo bene, noi sì, non ci sono allarmi bomba su Bellerio. 3406709 questi numeri che do sono i numeri per entrare in contatto con noi tramite WhatsApp. Non telefonate a quest'ora perché Francesco sta bevendo la tisana, si incazza moltissimo se lo disturbate con la tisana ancora calda, ma inviatemi un messaggio 340 6709 659, perché questa è l'unica rassegna stampa, che non è una rassegna stampa, l'avete capito ormai, è una chiacchierata tra amici, dove potete intrufolarvi tra una notizia e l'altra e dire un commento su qualunque argomento, e dire un commento su qualunque argomento, e dire un commento su qualunque argomento, e non campionare, Sammy Varin. Mi tuffo subito sui quotidiani perché oggi c'è un tris fantastico. Facevo il tris di Kiss Kiss
Kiss, quando lavoravo a Radio Kiss, Kiss Italia, qualcuno la ricorda, per un po' di anni è arrivata anche qui al nord e ci lavoravo io con la Ida Narducci, mamma mia che ricordi, anni 90, sì, primi anni 90. Corriere della Sera, Trump, ora la grande ondata. La Repubblica, l'escalation di Trump. La Stampa, Trump sia ai soldati in Iran. Vedete, tutto dipende dalle labbra di Trump. Scendendo un po' più in basso, il Fatto Quotidiano, anche qui titolazzo di quelli cattivazzi, ma pur veritiero. La guerra infinita la paghiamo noi. Medio Oriente in fiamme, Trump sarà lunga, non escludo le truppe, ma soprattutto bollette alle stelle, Unione Europea, rincari energetici, Macron, deterrenza nucleare, attacchi in Libano, colpita Cipro. E colpita Cipro praticamente è arrivata anche in Europa la guerra. Altro girettino, il resto del Carlino, Trump apre alle truppe in Iran, apre nel senso che non lo ha escluso questo fatto, borse e petrolio un salasso, capito mi hai l'appello del semivarinai? Accendiamo gli elettrodomestici soltanto la notte. Trump, disarmeremo l'Iran, titola oggi il quotidiano Il Messaggero. Anche La Verità va a toccarci il Deretano, dove di solito mettiamo il portafoglio. La guerra ci costa 100 milioni al giorno. Andiamo sul Giornale. La guerra a tappeto. L'Iran attacca l'Europa che non sa cosa fare. E anche qui il fatto che la von der Leyen dormiente, leggete sul sito di Radio Libertà. A proposito, lo sapete, anche qui è possibile ascoltare la nostra radio se andate sul sito radiolibertà.net e ci fate anche un favore se ci fate un giro, perché c'è la possibilità di aiutare la nostra radio e quindi fare una piccola donazione anche di 5 euro per dire sì, vi ascolto, mi piacete, siete diversi dagli altri, lo sappiamo, però se ci fate un complimento con un versamento di 5 euro anche attraverso il conto corrente postale 37671294, oltre a mandarci le colombe, e anche questa è una cosa chiaramente che amiamo e vi saremo debitori a vita, sul sito di Radio Libertà c'è anche la possibilità di scoprire un sito internet nuovo di controinformazione pura, con tanti commenti che non vi aspettate, anche da parte vostra, perché molte cose che si scrivono su questo sito ce le avete dette voi attraverso i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, le vostre telefonate in diretta, perché abbiamo una redazione, il Beppe e il Lorenzo, che ascoltano la nostra radio dalla mattina alla sera e poi riportano ciò che viene detto nelle principali trasmissioni. Interessante. Ritorno sui quotidiani. Libero oggi apre con profittatori di guerra, l'ora degli avvoltoi. Perché? Perché Movimento 5 Stelle e PDI provano a recuperare voti col conflitto. Elli scarica gli iraniani, dovevano fare da soli. E Tajani smaschera Conte, noi troppo vicini a Trump, tu da lui in ginocchio, eri Giuseppe. E questo i più giovani non se lo ricorderanno, ma noi lo ricordiamo e come il Giuseppe Conte. Il Tempo, ultimi turbanti nel mirino. La speranza, sai qual è da parte mia? È che questi turbanti poi, hai presente la storia del formicaio, cioè quando schiacci il formicaio queste formiche scappano da tutte le parti, te le ritrovi ovunque. La speranza è che non arrivino da noi queste formichine esplosive. Il Manifesto, sarà lunga. Il Domani, la guerra brucia al Medio Oriente, bombe su Beirut, Trump fa paura. Ecco, ditemi un attimo cosa ne pensate di Trump, perché sapete, io avendo una famiglia, la mia mogliettina si chiama Marta, poi ho Elia, ho Tabata, 2 gemelli che hanno ormai 15 anni e ci ritroviamo a cena
E effettivamente mia moglie mi guarda ormai la sera, e mi fa piacere perché essere guardato dalla propria moglie è sempre un piacere, ma come mi guarda? Mi guarda e fa la battutina, ma come? Ma questo Trump non doveva mica far finire tutte le guerre? Proprio mentre il momento più bello che stai mangiando le cose buone, no? Che cosa ne pensate di Trump? Qual è il vostro pensiero? Il Sole 24 Ore, cambio subito argomento, ma c'ha anche lui, il Trump, in apertura. Stiamo massacrando l'Iran. Crollano i transiti da Hormuz, gas più 35%. Questo è proprio il problema principale, diciamocelo, cioè non siamo in guerra, non abbiamo ancora sentore di quello che potrebbe accadere qua da noi. Uno dice, ma sì, l'Italia cosa c'entra? Ci abbiamo tante di quelle basi americane, una sicuramente anche vicino a casa vostra. Tu dici, beh, d'altronde ci hanno salvato dai fascisti e quindi ce li dobbiamo tenere. Anche quella è una meditazione, anche quella. Beh, se ti salvano poi dipendi da loro e te li ritrovi a casa. Vale un po' per tutte le zone dove gli americani si sono attivati negli ultimi 100 anni. Il Sole 24 Ore, dicevo, oltre a Trump, la frasettina stiamo massacrando l'Iran, che ci piace tanto perché l'Iran è pieno comunque di gentaglia, di terroristi, ciabattanti che poi vengono qua, ma quasi mai, però anche. Scherzi a parte, il problema è quello, crollano i transiti da Hormuz, gas più 35%. La guerra nel Golfo, scrive Sole 24 Ore, manda in tilt il business mondiale dell'energia, impennata del prezzo del gas sulla soglia dei 50 euro al megawattora prima di chiudere a 43,3, più 35,5%. Il Qatar, che è il secondo fornitore di GNL al mondo, gas liquefatto, ha sospeso la produzione. Capito, mi hai? Volano anche diesel più 20%, petrolio più 7% il Brent, dopo il crollo del 70% dei transiti dallo stretto di Hormuz. In borsa salgono i titoli energetici e quelli della difesa, scivolano le compagnie aeree. Li stiamo massacrando, così Donald Trump sull'Iran. La grande ondata non si è ancora verificata, arriverà presto, ha così aggiunto. Sempre su Sole 24 Ore, altro argomento del giorno che dobbiamo mettere sul tavolo, deficit PIL al 3,1%, a rischio spese extra per il settore difesa. Insomma, alla fin fine i conti non vanno come speravamo potessero andare e la colpa è ancora una volta di quelli che hanno fatto prima di noi, che cosa hanno combinato, i vari bonus e gnignero gnagna. Il Mattino, la guerra si allarga, nuovi fronti, scrive il Mattino di Napoli, droni iraniani a Cipro, colpo all'Europa, pioggia di bombe sul Libano, nel mirino i vertici di Hezbollah. Trump, andremo avanti a lungo, non escludo truppe di terra. Meloni preoccupata, la crisi non dilaghi. Noto che nelle titolazioni effettivamente anche i nostri colleghi giornalisti, professionisti naturalmente, si sono completamente dimenticati di quante centinaia di migliaia di persone ci sono nelle zone che vengono bombardate in questi giorni. Non ti parlo dell'Iran, per fortuna ce ne sono pochi di italiani, ma ti parlo naturalmente degli Emirati Arabi e di altre zone dove passano i droni e se sei fortunato vanno a bombardare di là, ma magari arrivano al tuo hotel. E ce ne sono ancora centinaia di migliaia di italiani sparsi in queste zone che non riescono a tornare perché hanno chiuso gli aeroporti. Ora, pare che arrivino buone notizie, nelle prossime ore dovrebbero riaprire questi aeroporti. Quei pochi che sono riusciti ad arrivare, vedrete i servizi in TV, hanno fatto dei giri pazzeschi facendo centinaia e centinaia di chilometri con i pullman, pagandoli a peso d'oro e spendendo un fracco di soldi pur di lasciare queste zone che sono pericolose.
Anche qua, se siete visitatori di Instagram, ti fa vedere che va tutto bene, che negli Emirati Arabi assolutamente la situazione è calma e tranquilla, i bambini giocano in spiaggia, fanno il bagno e tutto quanto. Eppure c'è una grande paura, soprattutto per i ragazzini minorenni italiani che erano in vacanza, magari studio, e in queste ore proprio per fortuna dovrebbero ritornare, almeno loro. La famiglia di Crosetto non ancora, mi pare, ma Crosetto è ritornato. Giustamente le polemiche sul ministro della difesa che si doveva difendere e invece abbiamo dovuto andarlo a prendere, ma solo lui è tornato, ha lasciato giù la sua famiglia, perché è giusto, sono lì insieme a tutti gli altri italiani, e si è pagato il viaggio 3 volte tanto come Fiesta. L'unità, l'asse del male, attenzione all'unità potentissima. Il presidente americano esalta il successo militare e annuncia che la folle guerra va avanti. L'asse del male, titola l'unità. Trump e Netanyahu stanno rischiando l'Armageddon per salvare le loro poltrone. Editoriale di Piero Sansonetti, che chiaramente non vi leggo perché non voglio rovinarvi la colazione, però vi sto dando, diciamo, un sentore di ciò che oggi i quotidiani trasmettono. Sapete bene che solo il fatto che avete scelto una radio che si chiama Radio Libertà e che ci sia un certo Sammy Varin a condurre vuol dire che non voglio farvi annoiare dicendo le stesse cose su ogni quotidiano e fermandomi per tutta la rassegna stampa su quella che è purtroppo ormai un'ennesima guerra scoppiata, e siamo qui tutti quanti a toccare tutti i ferri possibili, compresi le nostre acciaierie, per capire se effettivamente riusciamo a finirla in pochi giorni. Come del resto era accaduto l'ultima volta che si era bombardato l'Iran, insomma, è andato avanti qualche giorno e poi va bene, cattivi voi, cattivo io, cattivi tutti, e ci fermiamo. Sarebbe bello che fosse così anche questa volta, però se si vuole buttare giù questi ayatollah, e il pezzo grosso siamo già riusciti a eliminarlo si dice, ormai non è più possibile usare la diplomazia. Vi siete accorti anche di questo? Ne parla qualche editoriale oggi sparso sui giornaloni. Bisogna usare solo la violenza, non ci sono altre soluzioni per eliminare appunto queste problematiche. Secolo d'Italia, eccoli qua, è la sinistra, e fotografie della sinistra, e sotto il titolo "I soliti Pasdaran". Sull'Iran continuano gli attacchi al governo delle sinistre, la lezione di Tajani a Conte, che gli ha detto che era prostrato e si faceva chiamicchiare Giuseppi. L'Avvenire, guerra a macchia d'olio. Il secolo XIX, Iran, il rilancio di Trump, il peggio deve arrivare, possibile l'invio di truppe. E qua direi che ci fermiamo, anche se gli altri titoli comunque sono tutti quanti, tipo l'Identità, ad esempio, dice "e il conto lo paghiamo noi". E questa è una grande verità. Greggio e gas alle stelle, ma siamo solo all'inizio di una guerra scatenata da Trump e Netanyahu senza avvisare nessuno. Ho capito, però forse si doveva fare, perché l'Iran davvero stava preparando cose brutte con sostanze che potrebbero provocare guerra atomica e tutte queste cose. Sarà vero, perdonatemi, noi siamo giornalisti, dobbiamo mettervi un po' la pulce nell'orecchio, ci siamo già passati da queste cose con un certo Saddam Hussein, ragazzi miei, quanti soldi, quante vittime, quanto tutto, e poi pareva che queste sostanze non ci fossero. Ecco, per fortuna l'Identità parla in taglio basso anche di rimpatri. L'Unione Europea
segue la linea italiana con l'intervista a Sara Chelani, responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia. Avete capito bene che non si parla dei rimpatri degli italiani che si trovano a Dubai, ma dei rimpatri di immigrati irregolari, e anche noi in questo momento siamo immigrati irregolari in quelle zone dove peraltro mi dicono i governi degli Emirati stanno lavorando in maniera eccellente, a differenza di cosa facciamo noi. 7.50, mi state già scrivendo, grazie, al 340-6709-659 per commentare, per darci sprint, perché sai, noi qui vi parliamo dentro in questo coso, ma non abbiamo idea in quanti siete, qual è il vostro spirito di questa mattina, per cui la cosa più bella che possiate fare è proprio farci un messaggio, e se ci volete dare anche il buongiorno siamo contenti, altrimenti andate subito alla ciccia, dicendoci il vostro parere su quanto sta accadendo. Siete di buon umore? Perché si sta facendo qualche cosa di importante per l'intero mondo, ammazzare un po' di terroristi qua e là, persone che poi prima o poi farebbero del male anche a noi, avendo una religione molto cattiva, anzi con una tisola cattiva rispetto alla nostra, perché è un mix di politica e religione, perché ha nel suo DNA di far fuori Israele e anche coloro che non credono nella religione musulmana, cioè noi. Oppure siete scazzati dal possibile rialzo di tutti qualunque tipo di prodotti che noi utilizziamo per sopravvivere. 340-6709-659 e io parto da Libero. Come vi dicevo, profittatori di guerra, l'ora degli avvoltoi, e gli avvoltoi che sono qui descritti sono quelli della sinistra. Movimento 5 Stelle, PD provano a recuperare voti col conflitto. Ellis scarica gli iraniani, dovevano fare da soli. Tajani smaschera Conte, noi troppo vicini a Trump, tu da lui eri in ginocchio, eri Giuseppi. Questo è il titolo principale, con l'editoriale di Mario Secchi che si chiama La carica degli ignoranti, prendendosela chiaramente con quelli del PD e dei 5 Stelle che ieri hanno fatto bagarre in Parlamento. Commenti, analisi, interviste e servizi. Vi leggo i titoli. Gli ayatollah hanno missili per 35 giorni. Pare che non siano infinite le scorte, e questa è sicuramente una buona notizia. Come vi dicevo, magari si va avanti per qualche settimana e poi si trova la quadra, però la quadra che vuole Trump è che se ne vadano i vari dirigenti e si instauri un nuovo governo. Non so se ha già pronto qualcuno di suo. C'è un'iraniana che dà lezioni ai cortei pacifisti, altro titolo con Pietro Senaldi. Parla Meloni, tutto è partito dall'Ucraina, Massimo Sanvito. Costanza Cavalli ci parla invece dell'ambasciatore degli Emirati che dice reagiremo, anche questa è una notizia importante, se gli Emirati Arabi si incazzano e vanno a fare coalizione con gli Stati Uniti e con Israele. Perché si incazzano? Perché gli stanno rovinando la piazza degli affari, gli hanno rovinato il super grattacielo bellissimo, la palma che c'era sotto, e per qualche ora non si è potuto andare in spiaggia. Cose gravissime, imposti chiaramente da super riccastri, dove deve essere tutto perfetto, e pare che sia già tornato tutto perfetto fino a questa notte. Petrolio e gas, i prezzi salgono senza panico, scrive Sandro Iacometti, sappiatelo, senza panico, non temete. Stretto chiuso? I più colpiti sono i cinesi, scrive Fabio Dragoni su Libero, e noi siamo molto allegri di questo. Linea Macron, più atomiche per l'Europa. Ecco, Macron ha deciso con altri amici di aprire questo ombrello, e noi invece gliele abbiamo fatto il gesto dell'ombrello, nel senso che non c'eravamo a quella riunione, era un casino arrivare, poi c'è quell'altro appena tornato dagli Emirati e la Meloni era in TV, e insomma dai, scherzo, non ci siamo andati. Però
iniziamo anche noi a pensare che forse un ombrellino, un ombrellino ce lo apriamo, un ombrello atomico, dici, ma no, mal che vada, arriva un missile in Sicilia, Lampedusa come ai bei tempi, niente di più, poi di solito non arriva neanche sulle coste, finisce le pile prima. Niente avvisi tra USA e Unione Europea? È la guerra. Altro articolo quest'oggi sul quotidiano Libero per Macro Patricelli. Chiaramente qualunque giornale voi andiate ad acquistare, gran parte delle pagine sono riservate alla guerra sì, guerra no, io voglio, non voglio, questo aumenta, quell'altro vedremo, eccetera. Io svolazzo, partendo però da Libero e giustamente da quello che è successo ieri in Parlamento, lo scontro al Senato con, scrive a pagina 4 Libero, Tajani che smaschera Conte, ti chiamavano Giuseppi e ti inginocchiavi a Trump. E comunque è una bella frasettina potente, visto che gli italiani hanno poca memoria, è anche giusto ricordarlo. Proprio ieri in redazione ci guardavamo e dicevamo, però continuare a chiamarlo Giuseppi effettivamente. E c'è un motivo, perché lui adesso, Conte, 5 Stelle, sono contro la guerra, assolutamente, eccetera, siamo prostrati all'America, ma qualche anno fa erano veramente quando lui era capo del governo, Conte. Il leader dei 5 Stelle attacca l'esecutivo, gli USA vi hanno ignorato e punge il ministro sui militari, ha detto che si sono nascosti nel bunker, cioè ha sbagliato a parlare, nel senso che nel bunker non ci si nasconde, e ci si ferma un attimo a ragionare e poi dopo si è... Oh, no, devi stare attento a ogni virgola, ragazzi. Il titolare della Farnesina si infuria, falsità sui nostri soldati, si vergogni. Fabio Rubini, un articolone lungo, però ve l'ho detto, io cerco di svolazzare proprio per mettervi sul tavolo gli argomenti e non vi annoio mai. Elisa Calessi parla della soglia di allerta. Ed effettivamente, visto che c'è stato un allarme bomba proprio venerdì, quando partiva tutto questo casino con l'Iran, e l'allarme bomba è stato qui, dove vi sto parlando, in via Bellerio 41 a Milano, storica sede della Lega e di Radio Libertà, effettivamente siamo stati capostipiti di una soglia di allerta che si sta alzando un po' ovunque. Alzata la soglia di allerta, scrive il Libero, Salvini no all'invio di truppe, il leader della Lega noi non siamo in guerra e il ministro Crosetto che dice dai paesi del Golfo chiesti sistemi di difesa. Il nostro paese non manderà nessun militare in Iran, a metterlo in chiaro anticipando un retropensiero che è già diventato oggetto di dibattito politico è stato Matteo Salvini. L'Italia, ha detto il leader della Lega, non è in guerra con nessuno, ha sempre affermato di non mandare truppe in Ucraina, giustamente, e immagino non mandi truppe neanche in Iran. Un conto è sostenere l'alleanza dei paesi liberi occidentali, un conto è inviare dei soldati in teatro di guerra, cosa che non è in programma. Questo non significa che l'Italia si disinteressa a quello che sta accadendo in Medio Oriente, un aiuto da parte nostra ci sarà, non tanto all'Iran, ma ai paesi colpiti in questi giorni come ritorsione all'azione degli Stati Uniti, e non si concretizzerà il nostro aiuto nell'invio di militari, anche perché non è questo che è stato chiesto. Lo ha spiegato il ministro della difesa. Ho avuto richieste di aiuto dai paesi del Golfo, ha detto Crosetto, e la richiesta di aiuto non è un intervento militare da parte nostra, ma sistemi di difesa aerea, missilistica, antidroni, possibilità di dare protezione perché si sono sentiti attaccati senza avere provocato questa guerra. Questa, sottolineato Crosetto, è una scelta che ha una valutazione politica, economica e internazionale che personalmente mi vede totalmente a favore. Io penso che una mano agli alleati vada data, soprattutto quando sono asset fondamentali della nostra economia e sopravvivenza e quando, come in questo caso, come in Ucraina, subiscono un'aggressione ingiusta.
Intanto il Viminale ha innalzato il livello di vigilanza degli oltre 28.000 obiettivi sensibili presenti in Italia. Per molti di questi, in particolare quelli che hanno un legame con i paesi coinvolti nel conflitto, è stato disposto il rafforzamento immediato dei dispositivi di vigilanza, lo ha deciso ieri il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence presieduto dal ministro dell'Interno Piantedosi al Viminale. Il nuovo quadro internazionale infatti impone un adeguamento delle disposizioni di sicurezza e di vigilanza. Particolarmente allertata poi è l'intelligence per prevenire ritorsioni. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Oh là là, che colonna sonora, veramente complimenti. Beh, lui lo conoscete, si chiama Ezio Paloschi, produttore di musica della Bergamasca, che adesso fa le cose per bene anche in una versione orchestrale del pezzo L'attimo di un minuto. Lo trovate facilmente su YouTube, scrivete L'attimo di un minuto orchestral version Ezio Paloschi, che dà una bella colonna sonora a questo momento di risveglio per tutti noi. Chi ci segue da casa sta facendo colazione, chi è ancora sdraiato sul letto, una carezza a coloro che sono sdraiati sul letto e probabilmente non andranno molto lontani perché sono allettati, tranquilli, meglio allettati che allattati. No, beh, anche allattati non andrebbe niente male. Comunque ci accontentiamo. Un abbraccio a tutti voi e mi fa un grande piacere entrare nelle vostre case, tenervi compagnia e ogni tanto provocare magari un sorriso, non dico una risata perché qui c'è poco da ridere con tutte queste notizie di guerra, ma ci pensate anche voi stessi ascoltatori che al 340 6709 659 mi mandate le vostre meditazioni, quelli a casa, quelli che si trovano in auto, mi raccomando fermatevi quando inviate WhatsApp, e che stanno guidando verso il lavoro e si trovano completamente bloccati anche questa mattina in mezzo al traffico. Buongiorno agli amici che ci seguono con l'applicazione di Radio Libertà, comoda perché se state aspettando un pullman, un treno o se siete in treno, so benissimo che scaricando l'applicazione ci portate davvero ovunque, anche sottoterra, perché in metropolitana, non cosa pensavate, in metropolitana c'è campo, ovunque ci sia campo internet, scaricando l'applicazione di Radio Libertà e poi con le cuffiettine, gli auricolari ci seguite. Leggiamo qualche messaggio? Dai, se me lo inviate al momento ve lo leggo subito, 340 6709 659. Confidiamo sulla Meloni, che non apra le nostre città con i villaggi degli Stati Uniti e le armi sotterrate con missili e altro tipo di risorse belliche anche sotto il suolo delle nostre città. Trump e Netanyahu vanno interrogati per chiedere se vogliono distruggere tutto il mondo. Trump, da uomo per fare finire le guerre, adesso fa le guerre senza interpellare i suoi alleati europei. Se va avanti così con quello che dovevano processare perché un guerrafondaio senza ritegno, noi cominciamo ad avere e a essere veramente preoccupati. Parlate del cambiamento, ma se va avanti così ci sarà solo un'apocalisse totale. Noi chiaramente non tifiamo per l'apocalisse totale e siamo certi che la cosettina si fermerà a breve. Questi due pazzi scatenati bombardano a buoni e cattivi. Cosa c'entrano gli Emirati Arabi e altri stati limitrofi? In questo caso stiamo parlando dell'Iran. L'Iran sta bombardando perché lì si trovano le basi americane e ti dico, per il momento insomma è meglio che bombardino lì che non pensino e si girino verso l'Europa. Già con Cipro la cosa non è bella. Daniel, buongiorno Sammy, non pensavo che un giorno avrei applaudito al moderato Tajani che ieri invece si è trasformato in un vero e proprio salviniano. Vero, avanti e buona giornata Daniel. È vero, gliele ha cantate e suonate a Conte, che poi non ci vuole neanche poi tanto, diciamo che ha detto delle battute assolutamente scontate, perché però dette in quel momento hanno suonato bene. C'è anche un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo qua. Sammy Varin ha un nuovo posto di lavoro a Media World. Ciao Sammy, da Pierluigi. Dunque sto per Media World, chi è questo? Pierluigi, non lo so, però se c'è un lavoro in più ci vuole assolutamente. Grazie carissimo. Penso che fosse probabilmente un invito a cambiare lavoro, probabilmente. Ricordiamo anche le manifestazioni dei soliti criminali sotto le ambasciate americane. Bravo Maurizio. Li avete mai visti sotto le ambasciate dell'Iran dopo i 30.000 morti di chi protestava nelle strade e poi finiti i feriti trovati negli ospedali? I nostri sinistri erano a prendere un tè alla menta. Ancora,
La lavatrice con le tariffe non c'è differenza la sera, gli aumenti li abbiamo avuti senza guerra in Iran, magari quella ucraina, vedi anche autostrade e accuse governative sul gasolio. A Mauri, insomma, c'è differenza la sera, guardati il tuo piano tariffario, poi ogni contratto è diverso, ma non la sera, ma la notte. Dopo le ore 11 comunque c'è la tariffa notturna e che coincide con quella della domenica. Non mi fate venire adesso i dubbi, per favore. Trump un grande, scrive Bruno da Genova. Buongiorno Sammy, le guerre sono sempre stati gli antibiotici dei popoli. Finché c'è guerra c'è speranza. A me non fa paura, sperando che ci sia una bella sfoltita. Saluti e buona guerra, scrive Enzo. Capite? Forse siamo noi che ci preoccupiamo, eh? Buona guerra a voi, cari ascoltatori di Radio Libertà, Sencuscia, Siamo conciati a dire queste cose, però ragazzi, con un sorriso bisogna cominciare questa giornata che si chiama 3 marzo 2026 e dobbiamo portarla a termine. Abbiamo cose da fare, abbiamo una missione anche quest'oggi. Il sottoscritto Sammy Varin, tenervi compagnia informandovi in modo diverso rispetto alle altre testate. Ognuno di voi ha una missione, andare a comprare il giornale, andare a fare la spesa, aiutare la moglie in casa, lo so che è duro, studiare, pensare a fare qualche esame in università, cercarci un posto di lavoro. Anche questa è una missione, ragazzi. Io vi abbraccio tutti quanti e so di tenere compagnia a milioni e milioni di italiani, anche voi camionisti. Ho scoperto che Radio Libertà è molto ascoltata anche sui camion, chi gira molto per lavoro, e avete scoperto la banda DAB, oltre all'FM c'è anche la banda DAB, e lì si ascoltano un fracco di radio carine con diversi tipi di musica, soprattutto anni 70-80 è quella che piace a noi, ma ci sono anche le radio che parlano e ce n'è una che si chiama Radio Libertà, cucù, siamo noi, che ci si ascolta in tutta Italia, hai capito? Non è che ci tenete per 20 chilometri poi vi perdete il Sammy Varin. Chi parte da Milano e va a Venezia o va a Roma, a Napoli, a Palermo, si sente non stop Sammy Varin su Radio Libertà, schiacciando DAB sul cruscotto della vostra automobile e cercando poi, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà. E questo vale anche se avete acquistato una radiolina negli ultimi anni, guardate, controllate, perché c'è sicuramente il tastino con scritto DAB, senza utilizzare internet, perché sono onde elettromagnetiche che picciu sono digitali, certo, ma non c'entra l'internet. Non diciamo cazzate, dai, sono 40 anni che mancano sempre 2 settimane affinché l'Iran completi la bomba atomica. Anche questa cosa, e come possiamo non dargli ragione all'ascoltatore che dice sta roba? Sammy, i sinistroidi purtroppo non hanno capito che è iniziata la guerra contro l'Islam. Già. Altro che l'asse del male. Già. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo capire che con i musulmani non si porge l'altra guancia. Oh, Dani da Como, sai che hai detto una cosa molto potente, è iniziata la guerra contro l'Islam. Che ne pensate di questa frase di Dani? Attenzione, io mi caccio nei casini, Già io sono, come si dice a Monza, in via Brusica con gli amici musulmani fin dai tempi di Radio Padania Libera, quando militavo lì. Cercate Sammy Varin su YouTube e ne trovate tanti di musulmani che me ne dicono di tutti i tipi. Anzi, scusami, devo avere sul mio telefonino anche qualche messaggino particolarmente simpatico, perché poi alcuni di questi musulmani, cioè erano miei ascoltatori di religione musulmana, si sono innamorati di me, perché io faccio così come con le donne, e prima o poi vi innamorate tutte quante di me. Adesso è un po' tardi, però molti di questi si sono innamorati di me e mi scrivono messaggi sul mio telefonino privato. Alcuni lo hanno avuto perché io a volte faccio amicizia anche con questi personaggi e quindi siamo rimasti in contatto. Altri effettivamente, non so come mai, hanno avuto il mio telefono e hanno cominciato a scrivermi messaggi anche minatori. Il bello in questo
questo caso essere minacciati quando minacciano te e la tua famiglia, ma non ci faccio caso più di tanto, cioè uno che fa questo lavoro e non potete mica pensare che... Aspetta un po' che sto cercando, non mi ricordo se è Mohammed o Abdul, se solo dai nomi capite di cosa si tratta, no? Scusate, sto facendo tutto in diretta, ma erano messaggi carinetti, perché a proposito di quello che ci ha raccontato la Dani da Como, effettivamente inneggiavano già a una guerra santa, e non è una cosa bella, cioè mi hanno scritto che siamo praticamente in guerra, ed è una guerra religiosa, una guerra santa. Non sono cose che ci mettono in allegria, ma ci fanno capire però effettivamente che forse c'è qualcosa di più di una semplice guerra perché ci sono le armi nucleari, eccetera. Ma ci torniamo ragazzi, non voglio tediarvi leggendovi anche i messaggini che riceve Sammy Varin, ma per favore torniamo su Libero. Come sono umani. Schlein dice agli iraniani: arrangiatevi, la transizione tocca al popolo. Per Elli il processo democratico deve essere guidato dalla gente che è già stata massacrata. Nemmeno 5 Stelle vuole le bombe. AVS invoca dignità, ma non la propria, bensì del governo. Altro paginone con Alessandro Gonzato per raccontare cos'è successo ieri in Parlamento. Elly Schlein, segretaria Dem: c'è bisogno di una parola chiara di Meloni. Appoggiate azioni unilaterali. Per noi deve essere protagonista il popolo iraniano, che ha lottato, e che quello poi che ha detto Trump, nel senso: noi cominciamo, ma poi dovete proseguire voi. Carino il primo editoriale di Rocco Casalino. Chi è questo Rocco Casalino? Ve lo ricordate? Dai, il famoso portavoce di Conte, che alla fine si è un po' ritirato e si fa per dire, è stato con i 5 Stelle per tanto tempo, poi li ha mollati e adesso si è aperto un sito di informazione ed è carino il primo editoriale che ha fatto. Scrive Libero: Casalino punzecchia i grillini, sugli esteri la sinistra perde voti. Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, e ex anche Grande Fratello, tra parentesi, per dirvi il tipo, esordisce col primo editoriale sul sito La Sintesi, si chiama così il suo sito internet, e l'esordio è una punzecchiatura dell'ex capo. Casalino inizia così: da sempre ci affidiamo all'idea di un ordine internazionale basato sul diritto. L'ONU e la Carta delle Nazioni Unite dovevano garantire che le controversie tra stati si risolvessero tramite norme condivise e diplomazia, ma non con la forza bruta. Ma per anni ci avviciniamo al punto, proprio quell'ordine ha mostrato limiti evidenti. Non ha impedito repressioni interne e violazioni dei diritti umani in Iran, dove migliaia di giovani sono stati uccisi mentre manifestavano pacificamente, né è riuscito a fermare le difficoltà e le violazioni delle libertà in Venezuela sotto Maduro, con cui il Movimento 5 Stelle è sempre stato tenero. Casalino prosegue: c'è un sentimento diffuso anche nell'elettorato di sinistra, che per principio detesta Trump, secondo cui le sue azioni sono utili a dare speranza alle popolazioni di Venezuela ed Iran. Ciò spiega pure perché non cresce il consenso del centro-sinistra su queste posizioni. In questa fase la politica estera pesa più della politica interna, dove invece il governo è in grande difficoltà. Sulla politica estera le posizioni del centro-sinistra non riescono a intercettare un largo consenso. Questo il primo editoriale di Rocco Casalino sul sito La Sintesi. Punzecchia qua, punzecchia là, e che deve fare? L'attacco all'Iran, difesa nucleare europea, intesa tra Parigi e Londra, il famoso ombrello. Macron dice: rafforzare la deterrenza.
8 paesi interessati al progetto. L'Italia era assente perché avevamo un impegno urgente, adesso stavamo cercando il ministro della difesa. Il premier inglese Starmer: sosterremo l'autoprotezione collettiva. Mi piace. Ieri dalla base navale degli Île Long in Bretagna, dove stazionano i sottomarini che assicurano a Parigi il second strike in caso di attacco, il presidente della Repubblica Macron ha annunciato la nuova dottrina nucleare francese sullo sfondo del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran. La deterrenza avanzata, ossia un'europeizzazione della force de frappe, che non è frappé ma è frappe, cioè ti scombussola, sono stato, tu è un po', te sei frappé, te sei un po' frappé, nel senso che sei diventato un frappé, vabbè ve la spiego un'altra volta, con gli aerei francesi dotati di armi nucleari che potranno essere dispiegati nei paesi europei decisi a collaborare per aumentare i dilemmi strategici degli avversari. Dobbiamo rafforzare la nostra deterrenza nucleare di fronte alla combinazione di minacce. Dobbiamo ripensare la nostra strategia di deterrenza nel profondo del continente europeo, nel pieno rispetto della nostra sovranità, con la progressiva attuazione di quella che definirei una deterrenza avanzata, ok? In poche parole, questo ombrello, ma c'è un intero paginone che non vi sto a leggere, vi dovete comprare sto giornale, che spiega insomma che potrebbe nascere questo ombrello, speriamo che ripari anche noi, almeno quello dici. Vado avanti, sono ancora su Libero, lo sto spulciando con voi per un invito anche a comprarvi un quotidiano, voi che non comprate un giornale da mesi, magari da anni. È il momento di comprarlo, che poi vi tiene compagnia per l'intera settimana, tanto per un po' di giorni la guerra ce l'avremo su tutti i giornali e vi assicuro più o meno diremo sempre le stesse cose. L'iraniana va ai cortei a dare lezioni ai nostri pacifisti. Il personaggio è Leila Farabak. Ci sono dei disturbi, scusami. Pietro Senaldi. Sempre nella piazza sbagliata nella storia. La grande iraniana Leila può sgolarsi anche per giorni interi, ma non riuscirà mai a mettere la sinistra di Ellis Lane, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli sulla giusta strada. Troppo furore ideologico, troppa strumentalizzazione, troppo gioco al ribasso e disistima di sé, troppi anni di visioni ottuse e conseguenti letture sbagliate impediscono alla nostra intelligenza rossa di ascoltare il grido del popolo schiavo degli ayatollah. L'eroina del giorno, questa Leila, è una signora che arriva da Teheran e a Firenze ha interrotto una manifestazione di pacifisti nostrani. Potete immaginare targati che cosa? Attempati, benestanti e malpensanti che protestavano contro l'attacco militare di USA e Israele al regime, nascosti dietro una bandiera arcobaleno. E qua mi fermo, ma è un bel articolo che racconta chiaramente qual è il nucleo del problema, cioè in Iran da quanti anni parliamo di cosa fanno alle donne, cosa ti fanno se sei gay, eccetera, eccetera. Stiamo trasmettendo anche una bellissima canzone che racconta della cantautrice Biffi, si chiama Biffi, che racconta proprio la vita di queste ragazze in Iran. Di questo non parla nessuno oggi sui giornali, cioè si attacca l'Iran per il petrolio, perché stanno sviluppando il nucleare, tutte. Per fortuna i missili degli Ayatollah possono finire in 35 giorni. 35 giorni e finiscono i missili. Ah, ma allora manca poco. Teheran a fine giugno poteva contare su 2000 razzi, lanciati negli ultimi giorni 200 ordigni balistici. La dotazione rischia di esaurirsi in 4-5 settimane, ok? Paginone con Mirko Molteni su quanti missili hanno ancora gli Ayatollah. Non si dice però se c'è qualcuno pronto a rifornirgliene altri. No. La minaccia all'Occidente, eccola qua, lo sapevo io, non possiamo stare tranquilli. Controlla Francesco chi citofona, mi raccomando, non se portano colombe
sì, poi se la faccio aprire a te, se è esplosiva al limite, sai tipo il cartone Il animato. rischio di confondermi con cobombe. No, vabbè, però vabbè, noi siamo pronti a tutto. Sto scherzando, sdrammatizziamo. Dicevo, sì, la minaccia all'Occidente, vi colpiremo in casa, pure in casa, non si può più stare tranquilli. I guardiani della rivoluzione dicono i responsabili della morte di Khamenei, gira una sua foto sotto le macerie, ma mi pare che sia un fotomontaggio, non saranno al sicuro da nessuna parte. Massima allerta in Germania e Francia, scrive oggi sul Libero Michele Zaccardi. I nemici che hanno ucciso la guida suprema al Khamenei devono sapere che i loro giorni felici, Wes certo, sono finiti e che non saranno più al sicuro in nessuna parte del mondo, nemmeno nelle proprie case. La minaccia diretta contro gli USA e i suoi alleati, in primis a Israele, noi siamo ultimis, arriva dalla forza Quds, l'unità dei Pasdaran, responsabile delle operazioni all'estero. In una dichiarazione trasmessa dalla TV di Stato iraniani, i guardiani della rivoluzione, guidati dal ministro Vaidi, promosso dopo la morte del predecessore Pakur, avvenuto nel corso dei raid americani israeliani degli scorsi giorni, lanciano un avvertimento: dichiariamo alla nazione islamica e a tutti coloro che lottano per la libertà del mondo che non smetteremo di combattere fino alla distruzione dell'arroganza globale e del sionismo internazionale e che vendicheremo gli oppressi del mondo e i grandi martiri degli oppressori, dagli oppressori e dagli arroganti, martiri o martiri che sia, questi ci vogliono fare un culo quadro. Che ne pensate? 340 6709 659. Avete un consiglio per Trump? Ammettiamo che Trump ci ascolta, o comunque ci ascolta qualcuno che lo possa consigliare. Sappiamo poi che non c'è mai da fidarsi dei consigli, anche il nostro capo dello Stato ogni tanto riceve forse dei consiglietti un po' particolari. Che cosa fareste sapere a Trump? Scriveteci un WhatsApp 340 6709 659. Lo dico soprattutto per i nuovi ascoltatori o ascoltatori causali o casuali, perché sono quelli casuali perché girando sono capitati su Radio Libertà, sento uno che continua a parlare inneggiando, dicendo cose, sono io, e perché no, magari commentate quello che sto dicendo, ma ci sono quelli anche causali, nel senso che sono qui per un buon motivo, perché vogliono capire qualcosa che magari sulle altre radio non si racconta, è la notizia più nascosta sul giornale. Io vado a beccare quella normalmente, quella che può interessare il popolo della Lega, di centrodestra, di chi vota sì al referendum, di chi effettivamente vota anche per questo governo, perché sia l'unico possibile in questo momento che sta facendo qualche cosa, e fare qualche cosa in Italia, vi assicuro, è pressoché impossibile. E intervista a pagina 11 di Libero a Abdullah Al-Subusi, ok? Che potrebbe essere il vostro vicino di casa, sicuramente, con cui non avete mai parlato perché semplicemente non parla italiano. Chi è questo Abdullah Al-Subusi? È l'ambasciatore a Roma, degli Emirati Arabi. Non staremo fermi sotto le bombe, pronti a reagire. E anche questa cosettina è una cosatina carina, nel senso che, ve l'ho detto, passato il momento dell'attacco, e speriamo naturalmente che non ci siano più attacchi di droni in questi posti strapieni di turisti, moltissimi anche italiani che adesso vogliono scappare, però la sensazione che si ha è che assolutamente abbiano rimesso subito le cose a posto, come se non fosse accaduto niente, con bambini in spiaggia, fuori si fa jogging, eccetera, e questi sono pronti a fare squadra con l'America e con Israele contro questi terroristi, chiamateli come volete, e chiaramente si riprendono la rivincita, visto che l'Iran è stato attaccato, adesso se la prende con le basi americane più vicine. Non staremo fermi sotto le bombe, pronti a reagire, scrive
questo ambasciatore. Anche gli Emirati Arabi colpiti dai missili dei mullah. L'ambasciatore a Roma: saremo sempre dalla parte della diplomazia, ma il futuro delle nostre generazioni non sarà messo a repentaglio da elementi di conflitto, scrive a pagina 11 il quotidiano Libero. Abbiamo lavorato molto per evitare questa guerra, ma l'Iran ha intrapreso azioni illegali ingiustificabili. La nostra speranza è avere un vicino amichevole che desideri vivere in pace. Il nostro territorio rimane sicuro e siamo pronti a qualsiasi azione l'Iran deciderà di compiere. Intanto la buona notizia è che oggi arrivano 200 studenti che si trovavano a Dubai. Nel Golfo sono oltre 70.000 gli italiani. I primi 127 italiani sono rientrati sul suolo nazionale ieri, 98 dei quali, ha dichiarato il ministro Tajani, hanno transitato con successo dagli Emirati all'Oman con assistenza coordinata con le ambasciate ad Abu Dhabi e Muscat. Oggi anche i 200 studenti minorenni, pensate che paura, questi ragazzini che si trovano a Dubai, dovrebbero rientrare con un volo su Milano. Nel Golfo sono al momento presenti oltre 70.000 connazionali tra presenze stabili, quasi l'80%, e temporanee, 30.000 solo a Dubai e Abu Dhabi. Ieri sera la compagnia aerea Emirates ha informato che inizierà a operare un numero limitato di voli. Sempre monitorando la situazione, la compagnia sta offrendo dall'hub di Dubai la massima priorità ai clienti con prenotazioni precedenti, e coloro cui è stato riprenotato un viaggio su questi voli limitati saranno contattati direttamente da Emirates. Anche qui, se avete Instagram e seguite qualche personaggio che ha avuto la sfiga veramente di andare 3-4 giorni in vacanza a Dubai o a Abu Dhabi e si è beccato a propri giorni dove bombardavano, c'è paura sicuramente, ma c'è stata una mano gigantesca da parte del governo, da parte delle compagnie aeree, che hanno pagato senza fiatare, lì i soldi non mancano, pernottamento, pasti, eccetera, eccetera. Chiaro che la paura è tanta, soprattutto appunto nel caso di questi bambini minorenni che si sono ritrovati in un posto bellissimo in un momento bruttissimo. C'è la pausa delle 8:30, come ogni volta. E vi invito ad ascoltare anche la canzone indipendente, perché ogni mezz'ora interrompiamo questa chiacchierata mandando in onda un artista assolutamente sconosciuto, che non ce l'ha fatta, ma forse non ci voleva neppure andare a Sanremo, ma che secondo me è veramente in gamba. Tra poco Mauro Masè. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'alta pressione accusa dei colpi a causa dell'ingresso di correnti più instabili. In mattinata sono attese delle nebbie sulla pianura padana orientale, cielo coperto invece su Basso Piemonte e Sardegna, con deboli piogge su quest'ultima. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento un po' ovunque, ma ancora in gran parte senza precipitazioni. Maggiori schiarite al nord-est, clima mite e umido con temperature oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine
imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ricordo che venivo lì sotto casa tua, io per portarti via, tu solo che giocavi e poi ti innamoravi di me come una scema. Adesso sei sposata, ma tu già lo sapevi come sarebbe andata, ma ti ricordo, sai, che ora io potrei non essere più solo. Tu lo sai che la nostra vita continua, non si torna indietro, no, il futuro non è nostro, no. Sono qui a Bangkok, non ritornerò, non si torna indietro, no. Un addio c'è stato oppure no. Sono qui a Bangkok e ci resterò. Scema, un fiore tra i capelli, sull'erba i nostri libri, noi fuori dalla scuola, l'amore di nascosto, in macchina nel bosco, da soli. Tu lo sai che la nostra vita continua, non si torna indietro, no, il futuro non è nostro, no. Sono qui a Bangkok, non ritornerò. Ho rimosso i sensi dell'amore dentro i corridoi del mio cuore. Non arrivo più al tuo nome. Indietro, no, il futuro non è nostro, no. Sono qui a Bangkok, non ritornerò, non si torna indietro, no, no. Non importa che cosa farò, sono qui a Bangkok e ci resterò. Beh, in un giorno come questo è bello rifugiarsi anche in questi ricordi, quando
ritrovi una vecchia fidanzatina, un vecchio amore e ci scherzi dicendo scema, sei stata scema coi tempi, perché magari sei andato con quell'altro, no? Può capitare questi errori, adesso è troppo tardi perché è troppo tardi, abbiamo preso delle stanze diverse in tutti i modi. C'era anche una canzone, dunque Cessi giustamente, Francesco mi ricordava Bella stronza di Masini che ci andava giù pesante, questa è più leggera, c'era anche Scimmia degli Alunni del Sole, me la ricordo, certo. Questo pezzo si intitola Scema ed è di Mauro Masè e il suo è uno stile che fonde il cantautorato classico, spesso paragonato anche a Lucio Battisti, con sonorità moderne. Cercatelo sugli store digitali, su YouTube, Mauro Masè, nuovo singolo. Con il buongiorno alle 8.39 la voce di Sammy Varin vi sta portando da una guerra all'altra, cercando un sorriso in questa valle di lacrime, ma lo troviamo facilmente il sorriso anche grazie ai vostri WhatsApp al 340 6709 659 che commentano a sprombattuto tutto ciò che io dico. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Buongiorno, Quella. buongiorno Sammy, qui Salvatore sempre dalla Germania. Ieri mi sono gustato il litigio che c'è stato tra Giuseppe Conte e Tajani. Secondo me Tajani ha ragione da vendere, perché questi dei 5 Stelle e del PD fanno a gara a chi in Parlamento dice che ce l'ha più lungo dell'altro. Basta. È vero. Farvi, ce l'hanno sempre o contro la Meloni o contro il nostro Salvini. Dunque quello che mi dà fastidio è questo qua, perché devono sempre mettere in mezzo qualcuno di questi due, no? E questo è il PD e i 5 Stelle. E poi non andiamo a parlare di quello dei Sassi, del fiume, là, come si chiama? Bonelli. Lo e Frattoianni con la testa. Lo amiamo. Vabbè, Bonelli. Per non dire altro, buona giornata e andiamo avanti così, dai. Grazie. Ciao. Caro, con un grande saluto a tutti gli italiani all'estero che ci seguono in tutto il mondo, anche attraverso il sito radiolibertà.net. Io ho capito che guerra vuol dire dammi il tuo portafoglio. Non è vero? Già. Bene, e quanto andremo ancora avanti a foraggiare Zelensky? A proposito, tra poco vi leggo l'intervista a Zelensky oggi sul Corriere. Quanti cessi d'oro vuole ancora? Chissà se gliel'hanno chiesto i giornalisti del Corriere oggi a Zelensky. Siamo pieni in Italia anche di boriosi ucraini e ucraine. Te ne sei accorto, Sammy? Io sono stufa di aiutare tutti con il mio portafoglio. Sono cattiva? No, ho un cervello e la pazienza è finita. Graziella, l'hai detta bella. C'è anche un altro messaggio audio. Sentiamo che dice. Semi, buongiorno a tutti, sono Albino e sono al distributore di nafta, perché io ho ancora la macchina diesel e noto con piacere che ieri mattina eravamo a 1,6,89, adesso siamo già a 1,7,29 e penso che non sia finita, io mi aspetto i 2 euro al litro. Purtroppo la storia è questa, qui durante le guerre tutti si impoveriscono, gli unici che si arricchiscono sono coloro i quali vendono questi prodotti e coloro i quali hanno investito nell'energetico, saranno tutti che sgodazzano come pazzi. E vabbè, noi paghiamo, è Totò che diceva io pago, pazienza, va bene così, che posso fare? Mica posso andare a Torino a piedi, ciao. Sì, caro, e ci siamo già passati, abbiamo visto i 2 euro anche qualche annetto fa e in questi mesi ci è andato relativamente bene con la benzina. Chiaro che abbiamo sbagliato tutto nella vita e dovevamo produrre armi, questo ci avrebbe reso ricchi. Ciao Sammy, sai, la sinistra sa fare tutto, hanno idee avanti. Peccato il giorno dopo, forse è meglio che vengano a un nostro banchetto. Un bel orologio possiamo donare dietro una modica cifra. Questo è il Marco Grimoldi, che giustamente è quello che si inventa i gadget per Radio Libertà e c'ha gli orologi griffati Radio Libertà, che trovate anche qui nei nostri studi di Milano, in via Bellerio 41, e altri gadget veramente storici. Il Grimoldi, a proposito, è partito con la trasmissione Lega e dintorni, in onda ogni mercoledì alle ore 16
E per domani, mercoledì, c'è un ospitone della miseria. Alessandro Corbetta, il capogruppo della Lega in Lombardia. E non potrà non parlarvi di una proposta di legge bellissima che abbiamo visto in rassegna stampa l'altro giorno, una proposta di legge per la valorizzazione dei luoghi della tradizione cristiana. Attenti, proprio quelli che, non voglio fare Mago Varin, ma se andiamo avanti così saranno in grave pericolo, lo sono già, ma ancora di più in grave pericolo se poi essere illuminati dall'Islam continueranno a scorazzare, anzi aumenteranno le loro ciabattate nei nostri territori. Non aggiungo altro. Domani mercoledì ore 16, Lega e dintorni, la trasmissione di Marco Grimoldi su Radio Libertà, con ospite, signore e signori, Alessandro Corbetta. Ancora WhatsApp, mamma mia quanti che me ne avete inviati al 340-6709-659. Il generale, l'unico vero baluardo della sinistra, scrive Luca da Viterbo. Sammy, voglio vedere se lo dico. Voglio vedere se lo dico, forse voglio vedere se lo dici. No, ma sono d'accordo con te, assolutamente sì. Oggi poi c'è un articolo del generale Vannacci, poi magari ve ne leggo uno stralcio. Intanto però ritorno su Libero velocemente, perché sono sempre di fretta, porco cane, ci perdiamo in tanti rivoli, ma d'altronde voi siete una potenza con i vostri WhatsApp, e anche Libero parla di questa terribile notizia: ladri stranieri in fuga con l'auto sterminano una famiglia. Siamo a Roma. La vettura che ha provocato l'incidente non si era fermata all'ALT della polizia. 3 sudamericani, inseguiti da una volante, invadono la corsia opposta. Nel frontale muoiono padre, madre e figlio. Non oso commentare, do a voi naturalmente l'ardua possibilità di acquistare oggi il quotidiano Libero, che a pagina 21 ci ricorda che cos'è la rottamazione che è in atto in questi mesi. Più tempo per i debiti fiscali con la quinta rottamazione. Nel forum promosso dalla Cassa di Previdenza di ragionieri ed esperti contabili, il confronto sul rapporto tra politiche tributarie, economia ed equità fiscale. La Lega voleva farne una ancora più potente di rottamazione, purtroppo si è dovuto trovare la quadra con il resto del centrodestra e alcuni non sono stati possibili inserirli. Giro di nuovo la pagina su Libero Milano, anche qui attenzione, turisti ebrei aggrediti da banda di immigrati. Nella comunità ebraica è allerta sicurezza. 10 nordafricani li hanno circondati e pestati. Clima preoccupante dopo l'attacco all'Iran, più controlli. Ed è quello che vi dicevo anche io. La Lega intanto rilancia il caso di Via Paruta, cioè dove si trova una moschea abusiva. Volantini con gli orari per rispettare le 5 preghiere giornaliere del Ramadan, fedeli che arrivano uno dopo l'altro a tutte le ore del giorno, e quel centro culturale dove, anche se non si potrebbe, si continua a pregare. Ce ne parla Alessandro Aspesi oggi sul quotidiano Libero nel panino milanese. Giro quotidiano e vado dritto filato sul quotidiano Il Corriere con titolone grande Trump, ora la grande ondata, ma soprattutto oggi Il Corriere intervista, c'è ancora, sì, Volodymyr Zelensky, se cedo il Donbass Putin a via libera. Lorenzo Cremonesi, io non lascerò mai il Donbass ai 200.000 ucraini che lo abitano. Perché dovrei farlo? Perché Putin lo impone come condizione per la pace e subito dopo imporrà nuove condizioni. No, non ci sto, dice al Corriere Zelensky, se ci ritiriamo i russi avranno via libera verso il centro del paese. L'attacco USA all'Iran produce un mucchio di armi per la Russia, specie droni e missili. Ora non potrà più farlo, ma forse saranno i russi ad armare a loro volta gli iraniani. Così inizia l'intervista che prosegue stranamente non nelle prime pagine, dà più priorità alla guerra contro l'Iran, ma fino a pagina 18
8 dovete arrivare per leggere l'intervista a Zelensky. Lasciare il Donbass aprirebbe la via Mosca, Putin ha perso l'inverno, l'Unione Europea da sola non basta. Giusto attaccare gli obiettivi militari iraniani, ma potremmo trovarci in difficoltà nel reperire missili per la difesa dei nostri cieli. Americani e alleati potrebbero averne bisogno. Il leader ucraino: preferirei colloqui nel nostro continente. E ancora qualche frase interessante: gli americani pensano a uno scambio di territori, i russi vogliono il nostro ritiro, lo scambio non è nel nostro interesse. Inoltre Mosca avrebbe bisogno di molte forze per controllare le zone che lasceremmo. E ancora: i russi non vogliono truppe straniere in Ucraina e io credo che l'Europa debba essere più ferma su questo punto. Io non vado a questionare se ci sono truppe straniere in Russia, per esempio i 10.000 nordcoreani. 2 paginoni oggi sul quotidiano Il Corriere per l'intervista con Zelensky. E si parla ancora di giochi olimpici a pagina 21. Ieri era già stato intervistato da altri quotidiani, oggi lo intervista anche Il Corriere, il governatore della Lombardia, Fontana. Da Roma ci danneggiano, ma i giochi hanno fatto scuola. Vannacci? Valori non nostri. Così il governatore Fontana si è fatta chiarezza: la Lega non è di estrema destra. L'impegno della regione: la Fondazione Milano Cortina ha riconosciuto che la Lombardia si è assunta più oneri di tutti. Interessante intervista che parte dalla situazione Olimpiadi, dal fatto che il Nord abbia fatto una bellissima squadra per la riuscita praticamente perfetta delle Olimpiadi. Chi ha sbagliato non era certo della Lega e non era particolarmente padano, ma soprattutto anche il futuro, la possibilità che questa autonomia diventi tale, e manca ormai pochissimo, e lo scossone provocato dal generale Vannacci. E scrive Fontana: con la sua uscita si è fatta semplicemente chiarezza, non si poteva convivere con una struttura parallela e i suoi valori sono lontani dai nostri. Centralismo, statalismo, estremismo di destra non sono nel DNA della Lega, e su questo penso che siate molto d'accordo. Noi siamo per il federalismo, bravi. Signori, parliamo di scuola. Pagina 29 del Corriere c'è l'allerta per la crisi del classico, cioè per le iscrizioni. Chiaramente i vostri ragazzi si devono iscrivere se passano al liceo proprio in queste settimane. Allerta per la crisi del liceo classico che va più in su. I ragazzi scelgono i licei light, quelli che non ingrassano, raddoppiati gli iscritti al 4+2. Le superiori, i numeri, Valditara allineati con le migliori pratiche UE. Agli studenti italiani continua a piacere di più il liceo dell'istruzione tecnica. Quest'anno il 55,88% degli adolescenti alle prese con la scelta della scuola superiore ha optato per un percorso liceale, in linea con le percentuali del 2025. Gli istituti tecnici perdono mezzo punto, a sceglierli è poco meno di uno studente su 3, mentre dopo anni di crisi si registra una leggera ripresa del percorso professionale che sale al 13,28%. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano Il Corriere a pagina 29, che ha un trafiletto anche per l'inchiesta a Siena su David Rossi. La procura chiede le perizie al Parlamento e si parla anche di altro, lo vedremo su altri quotidiani. Il Fatto Quotidiano, ve l'ho già letto, la guerra infinita la paghiamo noi, è la prima pagina, e chiaramente quello che pensiamo un po' tutti quanti. Il secondo pensiero è che forse ne vale la pena, perché ci dobbiamo liberare di personaggi molto molto pericolosi. Il problema è che poi, la famosa storia del formicaio, se schiacci il formicaio, queste formichine scappano ovunque e probabilmente arriveranno anche da noi. Formichine esplosive, bollette alle stelle, aggiunge il Fatto Quotidiano, rincari energetici in Europa, Macron che parla di deterrenza nucleare, attacchi in Libano, colpita Cipro.
È il momento del Qui Parlamento? Direi quasi, assolutamente sì, manca un minuto, ho ancora un minutino e ho tempo di tuffarmi su un quotidiano solo per la prima pagina. Il Giornale titola La guerra a tappeto. L'Iran attacca l'Europa che non sa cosa fare. Droni su Cipro, Unione Europea divisa, raid sul Libano, idea invasione di terra, Trump li massacriamo. È la stagione del caos, Meloni in campo e Conte già bombarda, la Premier, Tel Aviv e gli USA non hanno avvisato, opposizione shock, attacco a mezzo governo, innalzata l'allerta terrorismo, rientrano i primi italiani, il corteo a Firenze dei pacifisti con Leila, l'iraniana, che zittisce i pacifinti. E poi, naturalmente, l'emergenza energia, bollette pesanti per il gas e si teme il caro benzina, come già ci hanno segnalato i nostri ascoltatori. Oggi i prezzi della benzina sono già saliti. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie signor Presidente, Governo, care colleghe e colleghi. Ci troviamo oggi a discutere una proposta di legge che riveste un'importanza strategica fondamentale per il futuro digitale, economico e tecnologico del nostro Paese, soprattutto perché, contrariamente a quanto scriveva Thomas Friedman, The world is flat, in questo momento il mondo è molto meno piatto di quanto pensassimo. L'idea di un ordine mondiale fondato esclusivamente sui valori si scontra con una verità antica. Senza potenza materiale i valori rimangono mere aspirazioni. Nel XXI secolo la potenza materiale passa anche e sempre di più dalla capacità di generare, gestire e proteggere i dati. E se qualcuno ha immaginato un mondo post-energetico, la realtà ci dice esattamente l'opposto. Con l'intelligenza artificiale, il cloud e i data center, il nostro è un secolo iperenergetico, e aggiungerei anche il metaverso, che si vede di meno in questo periodo, ma che tornerà a farsi vedere. La sovranità digitale è prima di tutto sovranità di infrastrutture e di energia. E non parlo di una realtà nella matrice, non sto parlando di un film di fantascienza e nemmeno di un libro cyberpunk come il fantastico romanzo Neuromante di William Gibson. Sto parlando di realtà, eppure sembrano cose, temi sempre tanto lontani dal dibattito comune. I data center rappresentano oggi una delle principali direttrici di sviluppo economico e strategico. Non sono semplici edifici industriali, ma infrastrutture critiche su cui poggiano reti di telecomunicazioni, sistemi energetici, sistemi pubblici digitali, applicazioni di intelligenza artificiale e piattaforme cloud. A livello globale si contano oltre 7.500 data center, con una crescita prevista fino al 20% annuo entro il 2027. Queste infrastrutture sono responsabili da una quota crescente dei consumi energetici, stimati intorno al 2% a livello globale, con previsioni in forte aumento, e richiedono ingenti risorse per il raffreddamento, per esempio, ponendo dunque con forza il tema dell'integrazione tra politiche digitali ed energetiche. Milano in particolare viene indicata come uno dei principali hub europei, con oltre 400 megawatt già installati e una pipeline di sviluppo che colloca l'Italia tra i mercati più dinamici del continente. Questi dati confermano che non siamo di fronte a una moda tecnologica, ma ad una trasformazione strutturale dell'economia, una nuova rivoluzione industriale. I data center sono infrastrutture industriali strategiche, attraggono capitali internazionali, generano occupazione altamente qualificata, stimolano investimenti nelle reti elettriche, nelle telecomunicazioni, nella logistica avanzata, nei sistemi di accumulo e nelle energie rinnovabili. È in questo quadro che emerge con forza una prospettiva. L'Italia, il nostro paese, il bel paese, può diventare un vero hub europeo dei data center. Ma questo non significa soltanto ospitare server, significa costruire una filiera industriale nazionale, tenendo conto che sull'altra sponda il Marocco sta diventando un hub
per l'Africa, per esempio. Significa anche attrarre hyperscaler e grandi operatori globali, ma anche consolidare un ecosistema di imprese italiane dell'ingegneria, dell'impiantistica, della componentistica elettrica, dei sistemi di raffreddamento, della cyber security e dei servizi digitali avanzati. Significa attivare investimenti miliardari sul territorio con effetti moltiplicativi su edilizia specializzata, manifattura tecnologica, reti energetiche intelligenti e formazione tecnica. Ogni grande data center genera un indotto rilevante, stabilizza consumi energetici programmabili, favorisce contratti di lungo periodo per la produzione rinnovabile e può contribuire al recupero del calore per usi civili e industriali. In altre parole, può diventare un perno della modernizzazione energetica e produttiva del Paese, di cui tanto abbiamo bisogno per stimolare la crescita. Se sapremo governare questa fase con una visione economico-industriale chiara, l'Italia potrà posizionarsi come piattaforma digitale mediterranea, anzi euro-mediterranea, punto di snodo tra Europa, Africa e Medio Oriente, rafforzando la propria competitività sistemica e la propria autonomia strategica. È in questo contesto che si inserisce il provvedimento oggi in esame, che mira a colmare un vuoto normativo non più sostenibile. Attualmente i data center sono inquadrati come impianti industriali generici, privi di una disciplina organica. Le procedure autorizzative risultano spesso frammentate e disomogenee, con evidenti effetti disincentivanti sugli investimenti. Serve un one-stop shop. Proprio per questo, nel Consiglio dei Ministri la scorsa settimana è stato approvato il cosiddetto decreto energia, che contiene norme fondamentali per i data center, in particolare una semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo, garantendo un approccio integrato alla valutazione dei progetti. Si prevede un procedimento unico in cui l'autorità competente coincide con quella dell'autorizzazione integrata ambientale. Sino a 300 MW la competenza è attribuita alla Regione, con possibilità di delega alla tanto vituperata provincia, ma tanto utile. Sopra i 300 MW la competenza è del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta di un passaggio decisivo perché restituisce certezza agli operatori, riduce i tempi, evita sovrapposizioni e consente di coniugare attrattività degli investimenti e tutela ambientale. L'autonomia a servizio della crescita. Il testo unificato che oggi discutiamo si muove nella medesima direzione. Riconosce i data center come infrastrutture strategiche, introduce i criteri di sostenibilità con attenzione all'utilizzo di fonti rinnovabili, al recupero di calore e all'efficienza energetica, rafforza i presidi di cybersicurezza e promuove l'integrazione con le politiche industriali e formative. Dobbiamo avere la consapevolezza che la competizione globale si gioca anche su questo terreno. Senza infrastrutture digitali robuste e integrati, con un sistema energetico affidabile, non vi è autonomia strategica, non vi è crescita e non vi è competitività globale. Senza capacità di calcolo e gestione dei dati non vi è leadership dell'intelligenza artificiale e senza energia non vi sono data center. Per queste ragioni riteniamo che questo provvedimento, insieme alle misure contenute nel decreto energia, rappresenti un tassello fondamentale di una più ampia strategia nazionale. Fare l'Italia un hub digitale del Mediterraneo, capace di attrarre investimenti, garantire sicurezza e sostenere la crescita. E quindi con convinzione, senso di responsabilità e con l'ulteriore convincimento che il futuro si costruisce insieme, esprimiamo voto favorevole. Grazie. Qui Parlamento.
E ci siete rimasti, che è finita. Io avrei pensato che andava avanti ancora. Colonne sonore questa mattina. Sì, ci tuffiamo in vari momenti musicali che sono adatti magari a quello che state vivendo voi in questo momento, anche psicologicamente, ascoltando una rassegna stampa che purtroppo ha in sottofondo la guerra. Questa era la nomosfera di Luciano D'Addetta. La nomosfera è la terza fase dello sviluppo terrestre dopo la geosfera e la biosfera. Ah, ecco. Nomosfera, Luciano D'Addetta. Con il buongiorno rinnovato, sono Sammy Varin, siete su Radio Libertà, stiamo scorrendo insieme i quotidiani, elogiati anche, perché arrivano anche elogi, dai vostri messaggi WhatsApp al 340 67 09 659. Dimentichiamo che la guerra all'Iran è stata necessaria per difendere Israele dalla sua distruzione. Vero anche questo, Antonia, come dicevo prima, ce l'hanno nel DNA questi di distruggere Israele, ma ripeto, dopo Israele ci siamo noi. E quindi, insomma, non vorrei che stiamo qui ad aspettare e poi tocca anche a noi. Buongiorno a chi mi scrive al 340 67 09 659. No, la guerra è per il petrolio e Trump è ricattato da Netanyahu, il genocida condannato dalla Corte Penale Internazionale. E ancora, avete notato come sono belle le donne iraniane? Scrive Giusy da Bergamo. Sì, quando si tolgono la pastrana, effettivamente. Sammy, devi sapere che un mio concittadino, Muele Tosi, ha partecipato alla battaglia di Lepanto, pertanto la storia è vecchia come il cucco. Fuori i saraceni! Ma quale ombrello francese? Forse un ombrellino parasole tutto bucherellato? Se è così, meglio non averlo. E allora andiamo a vedere di che cosa si tratta, dove andiamo proprio sul quotidiano Il Giornale, che scrive: Macron riaccende il nucleare, dubbi di Starmer sul conflitto. L'Eliseo cambia la dottrina atomica, più bombe e aerei in diversi paesi europei. Londra, non crediamo nei cambi di regime imposti dal cielo. Francesco De Remigis scrive oggi sul Giornale: poche ore si è alzata l'allerta dell'Europa per la rappresaglia dell'Iran agli attacchi israelo-americani. Minaccia il traffico marittimo secondo l'Unione Europea. Dunque via rafforzamento della missione continentale nel Mar Rosso, ulteriori navi in arrivo. 2 francesi si uniranno alla missione Aspides, portando a 5 stelle da guerra, filtra da Bruxelles, dopo l'ennesimo confronto tra i capi diplomazia dei 27 sulla crisi del Golfo e il focus su sicurezza e energia del collegio dei commissari, che sceglie una linea comune d'azione. Sostegno per evacuazione e rimpatri, monitoraggio trasporti e commercio nel Mar Rosso, cooperazione rafforzata, bla bla bla. Fatto sta è che si sta tirando fuori anche questo ombrello per proteggerci da possibili attacchi. Fiamma Nierestein fa un'analisi oggi a pagina 8 del quotidiano Il Giornale. Se tutto il mondo converge sulla necessità di distruggere il regime degli ayatollah, persino i palestinesi condannano i raid sul Golfo e adesso si muove anche l'Europa, ma
Speriamo. Matteo Basile in taglio basso nel suo scenario scrive: Putin non può, Xi Jinping non vuole, Russia e Cina, per il momento aggiungo io, restano a guardare. Lo zar alle prese con il suo conflitto. Ora cessate il fuoco. Pechino non si schiera e chiede altri negoziati. Altra interessante analisi oggi sul quotidiano Il Giornale e, come dicevamo, i paesi del Golfo uniti per la difesa dei cieli e gli attacchi iraniani diventano un autogol. Dopo il raid a sorpresa, respinti missili e droni, così Teheran ha perso possibili alleati. L'Arabia Saudita non autorizza risposte all'Iran dal suo territorio, l'Oman non ha basi americane e resta aperto il nodo sullo stretto di Hormuz, che è quello appunto che tutti guardiamo perché sono bloccate centinaia e centinaia di navi. Smascherata la sinistra pro Ayatollah, scrive oggi a pagina 14 il quotidiano Il Giornale, parlando del corteo flop dei pacifinti a Roma. Oggi ci riprovano, ma le iraniane sbugiardano i pacifisti. Il presidente della comunità ebraica festeggia coi dissidenti e denuncia un'altra aggressione antisemita, ora azione politica e culturale. E anche qui la foto di Leila, iraniana da 15 anni in Italia, che accusa i pacifisti, e c'è un articolone che sicuramente è da leggere e interessa. Giro di pagina. E quello che dicevamo prima, ci sono novità sull'inchiesta sulla morte di David Rossi, manager MPS, l'ombra dell''ndrangheta su David Rossi, indagano Siena e 3 DDA. La procura toscana chiede le carte alla commissione d'inchiesta, il triangolo con Viadana e Brescello. L'intervista di Ora Borselli oggi sul quotidiano Il Giornale con Michele Placido, famosissimo attore. Voterò al referendum, ho interpretato Falcone, voleva carriere separate. L'attore dice: cosa scriverò sulla scheda? Segreto. Un colonnello di polizia, il mio primo maestro. E se leggete l'intervista probabilmente riuscite a capire che cosa mai voterà al referendum sulla giustizia il 22-23 marzo Michele Placido. Legge elettorale, effetto fuga dal PD. Le preferenze accelerano la scissione della minoranza da Del Rio alla Picerno. Se vi affascina la questione legge elettorale, a pagina 19 c'è Domenico Di Sanzo sul quotidiano Il Giornale. Da segnalare anche questa carnevalata che però ha fatto un po' ribrezzo, l'odio dei centri sociali, la Meloni ghigliottinata alla festa di carnevale. In un video la premier decapitata. Ira di Fratelli d'Italia, è stato superato ogni limite. Giorgia Meloni metaforicamente decapitata al patibolo, moderna Maria Antonietta al carnevale popolare di Reggio Emilia. Sono queste le immagini shock che circolano dell'evento organizzato dalla sinistra sociale della città emiliana. C'è quello che dovrebbe rappresentare un boia con felpa e cappuccio nero con passamontagna, che tiene in mano un'ascia che per fortuna è di cartone, così come il patibolo, e si adopera per tagliare la testa di un palloncino con una faccia di cartone con le sembianze della premier Meloni. Il tutto con l'applauso in sottofondo. L'assessore Davide Prandi nel comune di Reggio Emilia ha preso le distanze definendo come satira di cattivo gusto quella messa in scena. Probabilmente avete visto il filmato su qualche sito internet. Giro la pagina e dove potremmo andare, ad esempio? Su Repubblica, perché no? L'escalation di Trump, titolo principale del quotidiano Repubblica. Trump all'Iran, guerra per 4-5 settimane, arriveranno colpi più duri. L'intervista all'ex comandante delle truppe USA, il generale David Petraeus. I regimi non si rovesciano senza mandare soldati sul terreno. E quindi diventerà un altro Iraq. Il nucleare, siti centrati, l'allarme AIEA, rischio fuoriuscite radioattive, lo scrive il quotidiano Repubblica, ma altri dicono invece che non ci sono rischi. Mentre la Francia lancia l'ombrello atomico.
progetto con 8 paesi. Per essere liberi bisogna essere temuti. Nel piano di deterrenza avanzata anche Regno Unito e Germania, l'Italia si tiene fuori, quindi non siamo sotto l'ombrello, non c'eravamo, ieri avevamo degli impegni, insomma, il prezzo del petrolio, volano petrolio e gas bruciati più di 300 miliardi, si teme il ritorno dell'inflazione. I Pasdaran, bloccato lo stretto di Hormuz, colpiremo chi passa. Borse europee in rosso, imprese in allarme per l'elevata instabilità, in arrivo rincari per bollette e benzina. Almeno lo sappiamo. E sappiamo anche che il Qatar ha chiuso gli impianti GNL, Unione Europea in affanno per gli stoccaggi. Lo stop arriva quando il vecchio continente deve ristabilire le scorte di metano. Giovedì una task force a Bruxelles. A proposito di informazione, vi ricordo che su questo canale è partito anche il notiziario, c'è un'edizione ogni giorno alle ore 13, oltre che un'occhiata alla chiusura della borsa intorno alle 18. Ogni giorno si fa un attimo il punto aggiornato con le notizie attuali alle 13 di ogni giorno. Gli aerei scali nel caos, gli Emirati provano a ripartire dopo il blocco, ed è quello naturalmente che speriamo per i tanti italiani che vogliono tornare a casa. Il conto a carico dei turisti, Assutenti, tour operator e agenzie di viaggi rifiutano il rimborso dei pacchetti acquistati. Ce ne parla Aldo Fontanarosa oggi su Repubblica, con le storie di queste persone che volevano farsi un venerdì, sabato, una domenica, un lunedì di vacanza e hanno scelto il posto sbagliato nel momento sbagliato. Primi rientri e migliaia restano bloccati. È difficile aiutarli tutti. Un gruppo è sbarcato in serata dall'Oman. Tajani, garantiamo assistenza, ma non si può risolvere ogni problema. La rabbia di tanti passeggeri, siamo abbandonati. Ancora con il quotidiano Repubblica, che a pagina 17 oggi intervista Azar Nafisi, l'autrice del famoso Leggere Lolita a Teheran. Solo con il popolo si può cambiare il destino dell'Iran. E questa Azar Nafisi vive in esilio negli Stati Uniti ed esorta l'Occidente a sostenere la società civile del suo paese, appunto l'Iran. Giro di nuovo la pagina, siamo sul quotidiano La Verità, che dice effettivamente la verità, la guerra ci costa 100 milioni al giorno. Trump, stiamo massacrando l'Iran, ma Teheran risponde ai colpi. Stretto di Hormuz è inavvicinabile, il Qatar stoppa la produzione di gas e il prezzo fa un balzo del 39%. Forti rialzi anche per petrolio e gasolio. La bolletta energetica rischia di far risalire in fretta l'inflazione, mentre l'incertezza frena voli e navi. Centropagina sulla Verità, 0 iscritti al catechismo a casa del cardinale Zuppi. Lo vediamo tra poco, mentre sul quotidiano La Verità c'è una lettera del traditore Roberto Vannacci che scrive: trionfi al contrario, rimuovere i dittatori non porta bene a noi europei. Vannacci riassume qual è stata la situazione del passato, dove abbiamo cercato, e ci siamo praticamente sempre riusciti, di rimuovere determinati dittatori, ma non ha portato bene questa cosa, perché poi o il regime è ritornato come prima, vedi Afghanistan, o le cose sono peggiorate un po' per tutti noi, compreso naturalmente la questione prezzi, e l'articolo è quest'oggi a pagina 9 del quotidiano La Verità. Prima di arrivarci, il prezzo del gas fa un balzo del 39%, la guerra costa 100 milioni al giorno, con l'intervista a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia. Putin sorride, gli Stati Uniti incassano. Il presidente di Federpetroli Italia, chiuso lo sbocco europeo, la Russia ne ha trovati altri grazie ai rincari. Washington può fare margine vendendo il greggio venezuelano. E noi paghiamo.
Pagina 16, La Verità, psicologa conferma le offese ai tre Vajont e le giustifica pure. Difendevo i giudici. La donna che deve fare i test sulla famiglia nel bosco, li stanno ancora analizzando. Post pubblicati prima dell'incarico e per sostenere i magistrati. Ascoltate Francesco Borgonovo, oggi è martedì e ritorna la sua trasmissione seguitissima che si chiama La Cittadella, ore 13, ma replicata poi nel corso della settimana, ogni martedì e ogni giovedì alle ore 13 la trasmissione del vice del quotidiano La Verità, Francesco Borgonovo. A proposito della famiglia nel bosco, l'abbiamo detto anche ieri, la madre delusa dal mio paese, l'Australia, i genitori dicono l'Australia ci aiuti a riavere i bambini, lo dice un riquadro sul quotidiano La Verità. Ancora, a pagina 11 si ritorna sulla questione di quel bimbo, oggi ci sarà l'autopsia sul suo corpo, il legale della famiglia del piccolo afferma di credere alle parole del direttore generale dell'azienda ospedaliera, mi chiedo perché non si indaghi pure per falso, accolta l'istanza, ricusato il perito del GIP, pare che i medici abbiano mentito ai dirigenti. Oggi l'autopsia del bimbo. Morto in carcere a Opera il boss Nitto Santapaola. Ma Matteo Lorenzi ci parla del suicidio di Epstein. Nessuno crede al suicidio di Epstein. Una mail da prova di indagini segrete per l'omicidio del magnate. La TV USA ne parla apertamente. L'inchiesta sullo Zorro Ranch del 2019 fu bloccata dalla Procura federale. Ne parla soltanto oggi il quotidiano La Verità, che poi parla a pagina 18 del catechismo di Zuppi. Non ci sono iscritti al catechismo di Zuppi. Il cardinale arcivescovo della diocesi di Bologna lancia un allarme. 3 parrocchie del centro non hanno bambini a dottrina, ma il porporato tace sullo spopolamento e sul disagio urbano causato dall'accoglienza sconsiderata di extracomunitari islamici. L'esodo di famiglia è dovuto al degrado, eppure lui si lancia in analisi sociologiche. Il capoluogo, Bologna, versa in condizioni pietose e sotto i portici bivaccano gli stranieri. Io non so se ci siete passati sotto i bellissimi portici di Bologna, e c'è qualche clip che sta girando il mondo proprio su questo fronte, è diventato un pisciatoio. Sinceramente lo è sempre stato, perché Bologna l'ho frequentata anche da bambino, avendoci lì mia madre, e devo dire ero rimasto turbato da quanti immigrati chiedessero l'elemosina fuori dalle chiese. Ero bambino io, quindi si tratta di 30-40 anni fa, e dell'odore di urina che c'era un po' ovunque sotto i bellissimi portici bolognesi, dove la Lega ancora oggi fa fatica a fare un banchetto perché ti assaltano subito i punkabestia. Giro di nuovo la pagina? Certo che lo faccio, siamo sul quotidiano La Verità. Famiglia sterminata da ladri clandestini, scappavano in auto inseguite dalla polizia. È successo domenica a Roma, padre, madre e figlio sono morti, arrestati i fuggitivi. Si tratta di 3 irregolari sudamericani. Non si fermano all'ALT, accelerano. In quel momento esatto la scelta di chi pensava di farla franca diventa una condanna a morte per una famiglia. La volante della polizia intercetta la Toyota Yaris con a bordo 3 uomini di origine sudamericana, tutti irregolari, specializzati secondo quanto ricostruito in furti su auto e in appartamento. Probabilmente erano in zona per qualche sopralluogo o forse erano già pronti a mettere a segno un colpo. Alla vista della polizia tirano dritto, l'inseguimento parte dal quarticciolo zona rossa, si aggiunge anche una pattuglia dei carabinieri che però perde il contatto con il veicolo in fuga, la volante resta in scia sebbene a distanza per evitare rischi, ma quella scia è già un presagio. La Yaris corre verso via Collatina, velocità sostenuta, il rischio appare già particolarmente elevato all'altezza di via dell'Acqua Vergine, il conducente perde il controllo, invade la corsia opposta, percorre un tratto contromano e si schianta contro la Fiat Punto che arrivava in senso contrario.
Se ne parla in un paginone quest'oggi sul quotidiano La Verità. E apro anche le linee perché sono le 9:22, abbiamo una manciata di minuti e non posso non sentire le vostre voci. Che ne pensate dell'attualità? 029294 7222 per entrare in questo momento in onda con Sammy Varin, mentre io vi leggo il quotidiano La Stampa con Trump che dice sì ai soldati in Iran, ma in centropagina il deficit sopra il 3%, allarme Conti. I calcoli Istat, in bilico l'uscita dalla procedura europea, a rischio i fondi per la manovra. Le nuove stime dell'Istat sull'andamento dei conti pubblici italiani riservano una cattiva sorpresa per il governo, mentre la crescita del PIL viene confermata allo 0,5, a sorprendere la stima deficit che il nostro Istituto di Statistica per il 2025 fissa al 3,1%, mandando in frantumi la speranza di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione aperta dall'Unione Europea. Chiaramente siamo, lo ricordiamo, sul quotidiano La Stampa, con il buongiorno di Mattia Feltri che si intitola Populista al cubo e che parla di Guido Crosetto. 0292947222. Ora mi zittisco, sento le vostre voci. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Ciao. Buongiorno. Ciao, allora questa mattina sono andato a fare il gas, costava 0,64, l'ho trovato 0,90, ho già i coglioni girati. Allora, stiamo facendo gli interessi del popolo italiano oppure dell'America? Allora, prima fanno saltare lo streaming, il Stream 2, fanno le sanzioni la Russia, aumenta la benzina, aumenta il gas. Adesso bloccano tutto il Medio Oriente e non ci arriva più il gas e ci sono già gli aumenti. Allora, o la Lega si dà una svegliata e comincia a dire togliamo le sanzioni alla Russia e riprendiamoci il gas e il petrolio russo, se no qua veramente siamo alla fine. Gli unici che ci guadagnano sono gli americani. Basta, o siamo scemi? Dai, diamoci una mossa, va su in ufficio di Salvini e lasciali una lettera e di che la gente è tutta incazzata. Grazie, grazie. Sicuramente ci sta ascoltando lui o qualcun altro e questa radio serve da collettore importantissimo su questo fronte. 029294 7222. Chi vuole entrare in questo momento non può far altro che formare questo numero. 029294 7222. Mentre dal Qatar, a proposito di questo ascoltatore, scrive a pagina 13 La Stampa: stop alla produzione di gas, il timore per le forniture italiane. Gli esperti dicono consegne assicurate per tutto marzo, gravi rischi se la guerra durerà tanto. Chi c'è in linea? Pronto? Semmi? Buongiorno. Ciao, sono Pasquale da Bergamo. Ascolta, allora, ho sentito una frase della Meloni, che è quella che ha il governo oggi, che ha detto che si fermi Teheran. Ma scusate, ma non sono stati gli americani ad attaccare. Cioè, ogni tanto i nostri politici dovrebbero essere curati. Comunque, io do ragione al signore del precedente, cioè gli altri fanno la guerra per i loro introiti, i burattinai USA, no? Col Venezuela, perché col petrolio, il petrolio e tutti i minerali e tutti i prodotti raffinati e tutto, cioè, sono queste la causa delle guerre. E noi invece subiamo gli aumenti, perché adesso poi ci sarà l'inflazione, aumenteranno i mutui, aumenterà il gas, l'elettricità, i prodotti da mangiare, eccetera. Ma qualcuno al governo un giorno si sveglierà e dice: signori, ma noi Italia vogliamo stare da soli, non ce ne fotte niente delle guerre degli altri. Noi dobbiamo governare il popolo italiano e degli USA, della NATO, di Bruxelles non ce ne frega un cazzo. Svegliamoci perché il 2027 è vicino. Grazie.
Grazie. 0292947222. Il Tempo apre con ultimi turbanti nel mirino. Proseguono le operazioni mirate di America, Israele e in Iran. Altamente probabile l'eliminazione del capo di Hezbollah e di uno dei nuovi triumviri di Teheran. Regime isolato e nel panico, ma subito entrando all'interno l'allarme terrorismo in tutto il mondo. L'Italia alza l'allerta. Piantedosi convoca il Comitato per la Sicurezza Pubblica, a rischio 28.000 siti, monitorate ambasciate e ghetto di Roma. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Meno male che andiamo verso la primavera, così magari abbiamo meno bisogno del gas. È vero, è vero. Però ho sentito che la Meloni è riuscita a dire la sua minchiata stratosferica. Ha dato la colpa a Putin per l'invasione, per il conflitto in Medio Oriente, perché Putin, andando in Ucraina, che poi sappiamo benissimo perché ci è andato per motivi ben chiari, avrebbe aperto un conflitto internazionale. Ma la Meloni sta bene in questo momento oppure ha bisogno di qualche cura anche lei? Perché qui tra Bruxelles e Roma queste donne hanno bisogno veramente di curarsi un po'. Non Grazie. pare? Grazie. Ma in effetti l'uscita della Meloni non è stata chiarissima, ecco, dovrebbe spiegarsi meglio, ma l'aspettano in Parlamento e magari c'è qualcosa di meglio da fare. Pagina 13 del quotidiano Il Tempo: a Reggio Emilia il carnevale diventa festival dell'odio e Meloni finisce sotto la ghigliottina. Nuovo episodio di violenza contro la Premier nel parco davanti a tanti bambini. Solidarietà di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Gli antagonisti solo allegoria, praticamente da festa di carnevale a festival dell'odio, con la testa della Premier Meloni decapitata da una finta ghigliottina. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Buongiorno. Vero? Ciao. Ciao Sammy, due cose. La prima è: aumentano i costi dell'energia, ma voi le bollette le guardate? Cioè, il costo della materia energetica, del gas, è normale, sostenibilissima, sono le tasse quelle che ci uccidono, questa è la prima cosa. La seconda: i serbatoi di petrolio nelle varie raffinerie sono pieni e aumenta il prezzo del petrolio che ancora dovrà arrivare, quello che è sulle petroliere. La terza: basterebbe fare il disaccoppiamento del costo dell'energia, perché voi sapete che l'energia rinnovabile prodotta dalle pale eoliche, dai pannelli solari, che viene prodotta, subisce alterazioni di prezzo, quindi si aumenta il prezzo del gas. Questa è una cosa allucinante che il governo in una settimana con una legge potrebbe fare: disaccoppiare i prezzi. Questa è una cosa talmente semplice da fare che io non capisco perché non la si faccia. Meloni, non Meloni, Europa, non Europa. Il disaccoppiamento si può fare domani mattina, non lo fa nessuno. Poi l'aumento del prezzo vuol dire aumento di tasse, quindi maggiore introito per lo Stato. Grazie. Questi sono consigli che forse sono da accogliere. L'ultima chiamata al volo. Pronto? Sandro da Milano. Ciao. Chissà perché mi viene in mente Piantedosi che ha regalato pezzi di mare compresi di petrolio alla Francia, così proprio banalmente, chissà perché, a cui vi auguro lasciamo perdere. Salute e grazie. Grazie, questi pensieri mattutini ci portano per il momento a fermarci, come sempre ringraziando tutti voi, perché potrei andare avanti fino a domani con le telefonate, non sapete quante ne arrivano, ma anche i WhatsApp al 340670969 ci avete mitragliato e faccio in tempo forse a leggerne qualcuno, ma posso dirlo, ma faccio, ma sì, c'è un messaggio o una telefonata? Un messaggio, certamente. Allora vado. Uno a caso. Abbiamo mollato il gas di Putin? Adesso ci arrangiamo, peggio per noi. Dovevamo andare in piazza tutti quando abbiamo sentito che volevano chiudere i gasdotti per far danno alla Russia. Adesso lo abbiamo capito o no? Non crescerà solo la benzina, crescerà tutto, mano al portafoglio sempre più sgonfio.
per la cara Ucraina che ci ha fatto solo del bene. Se fosse stata tranquilla non saremmo in queste condizioni. Corresponsabile alla guerra non è l'eroica Ucraina per me. Adesso i martoriati siamo anche noi. Cari martoriati, c'è una telefonata? No, ci sono io, che me ne vado, me ne vado. Restate lì, ho decine di WhatsApp da leggervi, ma lo farò alle ore 11. Vi aspetto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,